Continuiamo l'approfondimento dei luoghi e delle cittadine interessanti da visitare una volta arrivati qua in Polesine. Infatti da Valgrande è possibile raggiungere la cittadina di Fratta Polesine. Infatti percorrendo il fiume Adigeto si arriva in questo piccolo centro storico, la cui immagine è significativa è quella di Villa Badoer, definita anche la Badoera, un esempio di costruzione architettonica realizzata e progettata da Andrea Palladio. Pensate infatti che la Badoera è l'unico esempio tangibile della presenza del Palladio qua in Polesine. Accanto però alla Villa Badoer è possibile visitare anche Villa Molin a Vezù, una proprietà privata però accessibile al pubblico, e sempre percorrendo le rive del fiume Adigeto è possibile visitare tutta una serie di palazzi storici appartenuti a famiglie nobili veneziane. Infatti arrivando a Fratta è possibile proprio percorrere il percorso delle ville. Ma non è l'unico percorso consigliato una volta arrivati a Fratta, è possibile infatti anche intraprendere l'itinerario legati alla carboneria. Infatti nei primi dell'Ottocento i primi motti carbonari scoppiati in Italia si sono sviluppati qua a Fratta. Alcuni rappresentanti addirittura dei carbonari sono stati catturati e anche uccisi dalle truppe austriache. Infatti questo ha generato nel corso degli anni e nel corso dei secoli un approfondimento e un'informazione tale da generare un turismo legato alla carboneria, che porta addirittura alla rievocazione storica dei primi motti carbonari. Visitando però Fratta non si può non approfondire il discorso legato alla presenza di Giacomo Matteotti. La città di Fratta infatti è la città natale di Giacomo Matteotti, infatti è ancora visitabile la sua casa, che attualmente è diventata un museo, è ancora completamente conservata già dalla mobilia o nelle stanze che lui ha vissuto, e che attualmente conservano anche la documentazione storica di tutta la sua vita e della sua triste fine. Se volete vi consiglio quindi di visitare Fratta Polesine partendo da Valgrande.